Prosegue la messa in sicurezza della rete scolante idraulica nella fascia collinare di Marostica. Il comune mette per questo intervento risorse del proprio bilancio, anche se i corsi d'acqua secondari non sono di sua diretta competenza. È un intervento importante che facciamo in collaborazione con il Consorzio di Bonifica fuori ambito, sarebbe un intervento in area di competenza in parte genio civile e in parte servizio forestale. Nell'ottica di collaborazione tra enti e sapendo che le risorse sono sempre meno, stiamo cercando di mantenere le aree nel modo più decoroso e soprattutto dal punto di vista idraulico il più efficiente possibile con le poche risorse che possiamo mettere, perché comunque qui finanziamo totalmente come Comune di Marostica, anche se, ripeto, è un'area fuori ambito. Lo facciamo nell'ottica che poi gli altri enti trovino le risorse per fare le operazioni di espurgo, ma intanto evitiamo che crescano alberi all'interno di quelli che sono i corsi d'acqua principali. Le operazioni di pulizia in corso riguardano i torrenti Valletta, Marco Alda e Longhella. Durante le operazioni di sfalcio, le aree interessate dai cantieri saranno interdette al pubblico mediante transenne.